Si è svolta ieri sera in cattedrale la veglia in memoria del Papa Francesco, istituito un registro in prefettura per le condoglianze. Per via del lutto nazionale annullati diversi eventi pubblici. Ha preso il via ad Alessandria il processo per l'omicidio di Patrizia Russo, uccisa dal marito Giovanni Salamone lo scorso 16 ottobre. Reso noto il programma per la festa della liberazione che si terrà a Villa Bonfiglio in un clima di sobrietà per via del lutto nazionale. Pubblicata la gara per l'affidamento del nuovo servizio di trasporto pubblico locale ad Agrigento, avrà un costo di 29 milioni e ha durata di 9 anni. Nota di protesta della DC di Agrigento al Comune per l'aumento chiesto dal sindaco sulla tassa dei rifiuti di 40 euro. I consiglieri comunali dell'opposizione a Porto Empedocle dicono no alla chiusura del viadotto Re. L'onorevole Carmina incontra il prefetto che l'ha rassicurata sul rinvio dei lavori. Incendio a Raffadali oggi in via 25 aprile per fuga di gas da un'abitazione. 2 persone soccorse in elicottero portati a San Giovanni di Dio di Agrigento. Presentata a Palermo l'edizione 2025 della prestigiosa corsa automobilistica della Targa Florio. Buongiorno col nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi 23 aprile mercoledì. Agrigento prega per il Papa. Ieri sera una veglia molto partecipata in sua memoria alla cattedrale di Agrigento presieduta dall'arcivescovo Damiano, alla presenza di vari rappresentanti delle altre religioni, musulmani, ortodossi ed evangelisti. Il vescovo nel corso dell'intervista ci ha anche raccontato il suo incontro a Santa Marta con il Papa che lo esortò a essere meno rigido. Noi abbiamo seguito l'evento. La Chiesa agrigentina, rispondendo all'invito del cardinale Matteo Zuppi, che ha inviato a tutte le chiese in Italia a pregare per Papa Francesco, morto lunedì 21 aprile, ha celebrato ieri nella Basilica Cattedrale di Agrigento una veglia di preghiera nella luce della Pasqua, pregando il sussidio preparato dall'Ufficio Liturgico Nazionale in ascolto della parola e del Magistero di Papa Francesco. In tanti hanno partecipato al momento per affidare Papa Francesco alle mani del Padre. Queste mani di misericordia, ha pregato l'arcivescovo Alessandro, trovino la sua lampada accesa con l'olio del Vangelo che egli ha sparso e testimoniato durante la sua vita, uniti alcuni sindaci della provincia di Agrigento, i rappresentanti del Patriarcato Ortodosso di Romania, della Chiesa Evangelica e delle comunità musulmane. Monsignor Damiano nel suo intervento ha evidenziato 4 parole che a suo dire sintetizzano l'azione e il pensiero di Papa Francesco: avviare processi a cura della casa comune, fratelli tutti, cosa rimane da fare? Ha chiesto ai presenti. Monsignor Damiano, rispondendo anche a una nostra domanda, ha anche parlato del suo incontro con il Papa avvenuto in privato nel mese di maggio del 2020 durante il lockdown a Santa Marta in visita privata, e mi chiese se ero rigido, esortandomi a non esserlo più. Tutta la Chiesa cattolica, insieme ad essa tutti gli uomini e le donne di buona volontà, anche appartenenti ad altre confessioni religiose, ad altre religioni, stanno vivendo un momento di attenzione attorno alla nascita al cielo del Santo Padre Francesco. Stasera, come Chiesa agrigentina, ci raduniamo insieme in cattedrale, ma anche in altre chiese madri nella diocesi, magari anche quelle più distanti da Agrigento, per raccoglierci in preghiera e accompagnare il Santo Padre in questa sua salita alla Gerusalemme nuova. Certo, non è lui che ha bisogno di preghiere, lui è già nella parte migliore. Siamo forse piuttosto noi che abbiamo bisogno di preghiere in questa pagina di storia così triste, e che in Francesco trovava una voce forte e autorevole ad invocare il disarmo, iniziando dal disarmo dei cuori e invocando
la pace, auspicando trattative, dialogo e il silenzio delle armi. Questa voce al momento è venuta meno, ma deve veramente riecheggiare nei nostri cuori, si usa dire. Facciamolo riecheggiare nelle nostre coscienze, nelle nostre intelligenze, perché ciascuno, secondo le proprie responsabilità, possa impegnarsi in questi percorsi che ha consegnato Papa Francesco. Adesso tocca a ciascuno di noi, a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, condurli e portarli avanti. Ecco, la nostra preghiera certamente è per e con il Santo Padre Francesco, ma ancora di più preghiamo su noi stessi, perché possiamo continuare tutti quei processi da lui avviati e oggi a noi consegnati. Dopo la mia nomina arcivescovo coadiutore di questa arcidiocesi di Agrigento, poi nel mese di maggio, inoltrato, maggio 2020, le strade erano molto libere per andare a Roma. Eravamo ancora in lockdown e ebbi modo e occasione di incontrare il Santo Padre a Santa Marta in visita privata ed è stato il mio primo incontro con il Papa. Un ricordo proprio personalissimo, mentre stavamo un po' scambiando qualche parola, qualche idea anche sul ruolo, sulla funzione del Vescovo, puntandomi il dito mi disse: ma tu sei rigido? Io rimasi imbarazzato, potete immaginare. Non di meno risposi: Santo Padre, non lo so, lo devono dire gli altri. E lui mi guardò, mi disse: tutti i rigidi prima o poi fanno una brutta fine. Mi auguro di non essere rigido. Come si vive questo momento di lutto all'interno della Chiesa? Con grande apprensione per il lutto e per quello che viene dopo il lutto. Preghiamo appunto per i cardinali, Monsignor Montenegro, Monsignor Reina e tutti gli altri cardinali rettori, perché possano per davvero invocare la sapienza che scende dall'alto e magari non lasciarsi tentare dai saperi che salgono dal basso. E per via della deliberazione di lutto nazionale indetta dal Consiglio dei Ministri, ad Agrigento in prefettura è disponibile un registro di condoglianze per i cittadini che desiderano manifestare in forma diretta il proprio cordoglio da oggi, mercoledì, fino a sabato prossimo, 26 aprile. Sempre nel rispetto al lutto nazionale proclamato, numerose manifestazioni sono state rinviate a data da destinarsi il nostro servizio. Per via della deliberazione di 5 giorni di lutto nazionale da parte del Consiglio dei Ministri di Roma per la morte del Papa su indicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad Agrigento in prefettura è disponibile un registro di condoglianze per i cittadini che desiderano manifestare in forma diretta il proprio cordoglio. Da oggi, mercoledì, e fino a sabato prossimo, 26 aprile, giorno dei funerali, dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Successivamente il registro con le firme sarà trasmesso all'arcivescovo della diocesi di Agrigento. Intanto, sempre per via della morte del Papa, la Fondazione Teatro Pirandello di Agrigento ha annullato le iniziative in programma per giovedì 24 aprile al Teatro Pirandello, dove erano state organizzate delle visite teatralizzate a cura della Savateri Produzione in occasione di una doppia ricorrenza. Il teatro compie 145 anni da quando fu inaugurato nel 1880 e inoltre nel 2025 compie 30 anni la restituzione alla città del teatro dopo i lavori di restauro. Il Presidente della Repubblica dell'epoca, Oscar Luigi Scalfaro, il 29 aprile del 1995 partecipò a tale inaugurazione.
Nella nota stampa della Fondazione si legge: la decisione di annullare le iniziative organizzate è stata presa in segno di rispetto per il momento di cordoglio che coinvolge l'intera nazione. Ringraziamo il pubblico per la sua comprensione. Annullato anche l'incontro che vedeva la presenza dell'assessore regionale al territorio e ambiente Giusy Savarino presso la RSA di Casteltermini insieme all'ARPA Sicilia per lutto nazionale rimandato ad altra data. Anche l'evento del viaggio di presentazione del treno speciale che partiva da Palermo a Porto Empedocle, previsto per le 9:42 di stamattina dalla stessa stazione centrale del capoluogo, è stato annullato per rispetto del lutto nazionale proclamato dal governo per la morte di Papa Francesco. L'evento è stato rinviato a un'altra data. Ha preso il via oggi il processo davanti ai giudici della Corte d'Assise del Tribunale di Alessandria che vede imputato Giovanni Salamone, 61 anni, di Agrigento, accusato dell'omicidio della moglie Patrizia Russo, di 53 anni, anche lei di Agrigento, insegnante, uccisa il 16 ottobre del 2024. Il servizio. Ha preso il via al processo davanti ai giudici della Corte d'Assise del Tribunale di Alessandria che vede imputato Giovanni Salamone, il 61enne agrigentino accusato dell'omicidio della moglie Patrizia Russo, di anni 53, anche lei di Agrigento, insegnante. L'uomo, il 16 ottobre del 2024, chiamò i carabinieri dicendo di aver accoltellato la moglie nella loro abitazione di Solero, in provincia di Alessandria. Il 61enne è accusato del reato di omicidio volontario aggravato da futili motivi e dell'aver agito contro un familiare. Durante la prima udienza sono state ascoltate le richieste del pubblico ministero Andrea Trucano e la Corte ha stabilito il calendario delle prossime udienze con l'audizione dei testimoni. Salamone è difeso dagli avvocati Gianfranco Foglino ed Elisabetta Angeleri. In aula anche una dei due figli dell'imputato, che ha rivisto il padre per la prima volta da quando sua madre era stata uccisa. Insieme a lei si è costituito parte civile l'altro figlio della coppia. Entrambi sono rappresentati dagli avvocati Maria Luisa Butticè e Anna Maria Tortorici. La difesa ha chiesto una perizia psichiatrica per l'imputato. L'istanza è volta a stabilire se al momento dei fatti l'uomo fosse o meno incapace di intendere e di volere. I giudici si sono ovviamente riservati di decidere. Fu un delitto efferato il cui movente ancora risulta un mistero a oggi. Salamone, dopo una notte insonne, si è armato di coltello da cucina, colpendo allora Patrizia con almeno 7 fendenti. Per la donna non ci fu niente da fare, fu lo stesso marito, dopo essersi cambiato a chiamare i carabinieri: venite, ho ucciso mia moglie. Salamone fu arrestato e portato in carcere, tentò il suicidio alla seconda notte trascorsa in carcere, venendo salvato in extremis dagli agenti della penitenziaria. Giovanni e Patrizia erano stati sempre descritti da chi li conosceva come una coppia affiatata, senza particolari problemi. La procura invece non ha dubbi e contesta all'imputato l'aggravante dei futili motivi. I carabinieri, durante le indagini condotte nei vari mesi, hanno scavato nel passato di Salamone in cerca di possibili moventi, dalle cartelle esattoriali alla mancata restituzione di un presunto prestito, fino a un procedimento a suo carico concluso con il proscioglimento per ricettazione di arance, tutti elementi che adesso dovranno necessariamente passare al vaglio degli inquirenti del dibattimento. È venerdì 25 aprile alle ore 10, in occasione dell'80° anniversario della liberazione d'Italia presso il Monumento ai Caduti di Villa Bonfiglio ad Agrigento, si svolgerà la tradizionale cerimonia militare alla presenza delle autorità civili, religiosi della nostra provincia, delle rappresentanze delle forze armate, delle forze di polizia, dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia ANPI e delle associazioni combattentistiche d'Arma. I momenti solenni della celebrazione saranno impreziositi dagli interventi musicali della Banda Comunale di Siculiana, degli studenti del Liceo Classico e Musicale Empedocle di Agrigento, accompagnati per l'esecuzione dell'inno di Mameli dal coro dell'Istituto Comprensivo e Seneto di Agrigento.
Questi ultimi, unitamente agli studenti dell'Istituto Professionale Niccolò Gallo di Agrigento, leggeranno alcune toccanti testimonianze storiche sulla ricorrenza tratte dal documento dell'Archivio di Stato di Agrigento, Fondo Distretto Militare di Girgenti. In questo 25 aprile, stante la proclamazione del lutto nazionale per la scomparsa del Sommo Pontefice Francesco, l'evento istituzionale subirà una modifica rispetto al programma originariamente previsto, pertanto nel rispetto della circostanza specifica. La cerimonia assumerà un tono rispettoso e sobrio, motivo per cui al termine della stessa cerimonia militare le esecuzioni artistiche del coro polifonico Sergio Alletto e degli studenti del liceo classico e musicale Empedocle verranno limitate a 2 brani nel totale rispetto della giornata di lutto. Pubblicata la gara per il servizio del trasporto pubblico in città, si tratta di un investimento di oltre 23 milioni di euro, un momento storico, come ha sottolineato con entusiasmo l'assessore ai trasporti Gerlando Principato, che annuncia con orgoglio il risultato di un percorso complesso e appassionato. Il bando è disponibile al portale ufficiale del link del Comune stesso di Agrigento e scadrà il 29 maggio prossimo alle ore 10. La gara verrà espletata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a garanzia di un servizio moderno, efficiente e sostenibile per la cittadinanza. Il servizio pubblico prevede una produzione annua pari a 908.574 vetture chilometro di trasporto pubblico locale su gomma, per una durata complessiva di 9 anni, con la possibilità di un'ulteriore proroga annuale per garantire la continuità del servizio in fase di transizione. Ci attendiamo una grande partecipazione da parte degli operatori economici e soprattutto un tangibile miglioramento del servizio offerto alla nostra comunità, ha affermato l'assessore Principato. Per la prima volta Agrigento va a gara per la concessione del servizio di trasporto urbano. Siamo tra le primissime città siciliane, se non l'unica, ad aver avviato un iter di questo tipo. È un traguardo che premia un lavoro di squadra lungo, intenso e fortemente voluto. E i consiglieri comunali della Democrazia Cristiana dicono no alla richiesta del sindaco Miccichè di aumentare di 40 euro la tariffa per la raccolta dei rifiuti, il servizio. I consiglieri comunali della DC ad Agrigento affermano come, con il tipico stile delle spalle al muro, il sindaco Miccichè chiederà al Consiglio Comunale di alzare la tariffa sui rifiuti di circa 40 euro. L'aumento dovrebbe servire ad assumere con il prossimo bando di gara più personale per lo spazzamento delle vie della città. Ovviamente né il sindaco né il suo assessore al ramo si è degnato di spiegare al Consiglio e alla città la loro idea di gestione dei rifiuti e si stanno limitando a chiedere aumenti, cioè soldi. A oggi sappiamo che i negozianti di San Leone vengono trattati peggio di quelli di Via Atenea, un punto di ritiro dei rifiuti, che gli incassi della differenziata sono diminuiti perché non si effettua più correttamente la raccolta e nessuno controlla. Il nostro regolamento, le guardie ambientali volontarie, le persone che a titolo gratuito possono aiutare a farlo, come si fa? La differenziata viene affossato, che si fanno multe ai condomini pur avendo contratti con le singole utenze, che la città è sporca, l'osservamento fatto poco e male, che ne spendiamo milioni di euro per le raccolte straordinarie invariate. Insomma, affermano i consiglieri comunali della DC, il servizio è totalmente senza controllo e gestione. Servirà aumentare le tariffe, cioè continuare a vessare i cittadini, o forse basterebbe iniziare ad amministrare Agrigento? Non si può sempre chiedere agli agrigentini di pagare per coprire le colpe di questa amministrazione comunale. Chiusura del Ponte Re sulla strada statale 115 a Porto Empedocle, una scelta incomprensibile e penalizzante per i consiglieri comunali empedoclini, Ersini, Di Francesco, Traina e Nuara, il servizio. I consiglieri comunali di opposizione del comune di Porto Empedocle, Ersini, Di Francesco, Traina e Nuara, con grande preoccupazione apprendono che l'ANAS ha programmato la chiusura del Ponte Re
sulla strada statale 115 a Porto Empedocle dal prossimo 2 maggio al 12 giugno per lavori di ammodernamento. Si tratta di una decisione, affermano i consiglieri comunali empedoclini, che ci lascia sconcertati. Il Ponte Re non è solo un'infrastruttura locale, ma rappresenta un nodo strategico di collegamento tra la Sicilia orientale e quella occidentale. Chiudere questa arteria proprio a ridosso dell'estate significa mettere in ginocchio il traffico, i pendolari, le attività economiche e turistiche dell'intera area. Chiediamo quindi formalmente al prefetto di Agrigento di intervenire affinché i lavori vengano posticipati al mese di ottobre, un periodo certamente più adatto e ridurrebbe al minimo i disagi per i cittadini e le imprese. Ci rammarica constatare ancora una volta l'assenza di una guida forte a livello locale. Il sindaco di Porto Empedocle, continuano i consiglieri di opposizione, dimostra di non sapere difendere gli interessi della comunità, accettando passivamente una decisione tanto grave senza neppure informare i cittadini o attivarsi per evitarla. Serve una voce ferma, una classe dirigente che anteponga gli interessi del territorio a quelli della burocrazia. Noi continueremo, i consiglieri comunali Ersini, Di Francesco, Traina e Melania Nuara, continueremo a batterci affinché Porto Empedocle non venga trattata come una periferia dimenticata. E la deputata empedoclina Ida Carmina questa mattina ha avuto un colloquio con il prefetto per rappresentare la ferma contrarietà del territorio, cittadini e imprese in merito ai tempi di chiusura del viadotto Re di Porto Empedocle. Ho sollecitato Sua Eccellenza il prefetto di Agrigento e ricevuto rassicurazioni sul rinvio dei lavori al termine sul viadotto sul torrente Re. Dopo la stagione turistica, pertanto, la circolazione non subirà interruzioni dal 2 maggio e per tutta l'estate. Non possiamo più accettare, continua Ida Carmina, che decisioni cruciali per l'intera area del Paese vengano prese senza una minima valutazione dell'impatto economico, sociale e culturale e senza il coinvolgimento dei rappresentanti del nostro territorio. E Mare Amico denuncia quanto sta succedendo sempre a Porto Empedocle, come si vede dalle foto, e in via Enrico Toti, nella zona dei Lidi, da diverse settimane le acque fognarie fuoriescono da una centralina, si sversano in strada tra le civili abitazioni e poi finiscono in un pozzetto delle acque bianche, terminando la loro corsa in mare. La vicenda sembra incredibile, ma purtroppo è vera, afferma Mare Amico di Agrigento. Inferno di fuoco questa mattina in un'abitazione di via 25 aprile a Raffadali in provincia di Agrigento. 2 le persone rimaste ferite. Il nostro servizio con i video relativi. Inferno di fuoco questa mattina in un'abitazione di via 25 aprile a Raffadali in provincia di Agrigento. 2 le persone rimaste ferite, avrebbero riportato delle ustioni. Le fiamme hanno avvolto gli arredi e si sarebbero estese. I vicini, appena hanno visto fuoriuscire la colonna di fumo nero dall'appartamento, hanno immediatamente lanciato l'allarme al 112. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, il personale medico del 118, gli agenti della polizia locale, i carabinieri della stazione di Raffadali. I vigili sono riusciti immediatamente a evitare che il rogo si propagasse ulteriormente. 2 persone sono state trasferite al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. I pompieri, i militari dell'Arma dei Carabinieri hanno avviato le indagini per accertare le cause del rogo divampato quasi sicuramente in maniera accidentale. Stanziati 3 milioni di euro per interventi straordinari nelle scuole da parte dell'assessorato regionale alla istruzione, il nostro servizio. 3 milioni di euro sono stati destinati dalla regione siciliana a interventi urgenti di manutenzione straordinaria nelle scuole della nostra regione. Lo stabilisce una circolare attivata dall'assessorato regionale dell'istruzione e formazione professionale che dà il via libera al finanziamento complessivo, stabilendo anche le modalità per la richiesta delle somme. Si interviene per rimuovere i rischi imminenti e le compromesse condizioni di vivibilità degli ambienti, garantendo la continuità dell'attività scolastica, la pubblica incolumità, l'igiene e la sicurezza degli edifici.
L'importo massimo finanziabile per ciascun intervento è di 40.000 euro, fatte salve eventuali ulteriori somme che saranno poste a carico del bilancio dell'ente locale proprietario dell'edificio scolastico. L'assessorato regionale all'istruzione, spiega l'assessore regionale Mimmo Turano, ha una competenza in tema di edilizia scolastica limitata al solo finanziamento dei lavori, mentre a realizzarli devono essere i comuni, le città metropolitane, i liberi consorzi, gli istituti proprietari dei vari edifici. Con questa misura interveniamo sul piano della liquidità per consentire agli enti locali e alle scuole di mettere in campo quanto prima le opere necessarie a garantire la sicurezza degli stabili e lo svolgimento delle attività didattiche senza pericoli. Fino a oggi, aggiunge l'assessore Turano, per migliorare la qualità degli edifici scolastici e degli spazi comuni come le palestre, l'auditorium, le mense e i laboratori abbiamo stanziato 53 milioni di euro, convinti che la qualità delle strutture contribuisca a elevare l'offerta formativa delle nostre scuole, riducendo la dispersione scolastica. Qual è la situazione idrica in Sicilia dopo le recenti piogge? Ce ne parlano i colleghi di Trapani. Sono iniziati in Sicilia lavori per l'installazione di 2 dissalatori mobili nei comuni di Gela e Porto Empedocle. A breve partiranno anche a Trapani, grazie ad uno stanziamento di 90 milioni di euro a valere sul FISC e altri 10 milioni di fondi propri. La regione siciliana ha avviato un intervento straordinario che mira a rendere operativi i dissalatori entro l'estate per garantire un ulteriore supporto concreto all'approvvigionamento idrico delle zone più colpite dalla siccità. I lavori in corso riguardano la predisposizione dei preesistenti siti per l'installazione dei nuovi moduli di dissalazione mobile e l'esecuzione degli allacci alle opere di presa a mare, agli scarichi della Salamoia, alla rete idrica ed elettrica. A seguire lavori sarà Siciliacque con l'inizio di questi lavori, dice il presidente della regione siciliana Renato Schifani. Mettiamo in campo un'ulteriore azione concreta per contrastare la crisi e tutelare il diritto dei siciliani all'approvvigionamento idrico. Abbiamo stanziato risorse importanti e ci siamo mossi con determinazione per arrivare all'operatività dei dissalatori entro l'estate. Un'azione urgente ma anche organica e strutturata che dimostra la capacità della regione siciliana di affrontare con tempestività le emergenze e di trasformarle in opportunità di rafforzamento infrastrutturale. Il piano organico messo in campo prevede a seguire anche la realizzazione di altri 2 dissalatori nel Palermitano e Condotte, per un importo di 200 milioni di euro da realizzare a cura della Protezione Civile siciliana con il sistema di progetto di finanza, il cui bando di gara sarà pubblicato a breve da Invitalia. Ma intanto incalzano anche le polemiche. Escludere il comparto vitivinicolo dai sostegni previsti dalla misura 23 del PSR e per Cristina Ciminnisi, deputata regionale del Movimento 5 Stelle, l'ennesimo tradimento nei confronti degli agricoltori del Trapanese. La denuncia è arrivata forte e chiara da Petrosino durante un incontro pubblico che ha riunito viticoltori, cantine sociali, operatori del settore e rappresentanti istituzionali per discutere dell'emergenza siccità e dei fondi stanziati proprio dalla regione siciliana. Ancora una volta, dichiarato infatti la Ciminnisi, i viticoltori trapanesi vengono traditi e abbandonati dal governo Schifani. L'esclusione della misura 23 del PSR è una scelta assurda che ignora completamente danni enormi subiti dal settore a causa della siccità. La deputata ha ricordato anche la recente emergenza legata alla Liga Trinità, da cui l'acqua è stata sversata inutilmente in mare per settimane, aggravando il senso di frustrazione e abbandono vissuto dagli agricoltori. Secondo quanto emerso, la regione siciliana ha stanziato 35 milioni di euro per fronteggiare gli effetti della siccità, 18 milioni destinati agli agrumi, 11 all'olivicoltura, 6 a mandorle e pistacchi, nessun euro invece
Per il comparto vitivinicolo, nonostante, denuncia la Ciminnisi, in alcune zone della provincia di Trapani i danni superino il 70% della produzione. È una discriminazione spiegabile, ancora ha dichiarato la parlamentare, priva di basi tecniche e scientifiche. Come si può ignorare un disastro simile? Il vino è un settore trainante per l'intera economia agricola del trapanese. Ciminnisi ha ribadito di aver già presentato una interrogazione parlamentare nelle scorse settimane e ha annunciato l'intenzione di coinvolgere la Commissione UE dell'ARS per verificare la correttezza dei criteri adottati per l'assegnazione dei fondi. Se non si corregge subito il provvedimento, ha avvertito, migliaia di aziende rischiano il collasso economico con conseguenze gravissime anche sul piano sociale. Continueremo, dice, a difendere il nostro territorio. La viticoltura non può essere lasciata indietro. Linea alla regia per la pubblicità. Aggredisce la compagna in casa, arrestato un 50enne nel Messinese. Ce ne parlano i colleghi di Messina. Nei giorni scorsi a Giardini Naxos, i carabinieri della locale stazione e dell'aliquota radiomobile della compagnia di Taormina hanno arrestato un uomo, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali commessi in danno della convivente. L'arresto è stato operato in flagranza di reato dalle pattuglie dell'Arma, che si sono recate presso l'abitazione della vittima, allertate dalla centrale operativa, dopo che aveva richiesto aiuto contattando il numero di pronto intervento 112 per segnalare l'aggressione fisica subita dal compagno. L'attività investigativa avviata dai militari dell'Arma, in seguito alla denuncia presentata dalla vittima, ha consentito di accertare continue vessazioni avvenute durante la loro relazione, commesse con minacce, aggressioni fisiche e psicologiche, che le hanno provocato uno stato d'ansia tale da costringerla a modificare le proprie abitudini di vita. I carabinieri hanno condotto l'uomo in caserma, dove una volta definito il quadro indiziario, hanno formalizzato il suo arresto ed è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria. Si precisa che per l'indagato vale il principio di non colpevolezza fino ad eventuale sentenza definitiva di condanna. È presentata all'Osseri di Palermo l'edizione 109 della Targa Florio, uno degli eventi più iconici del panorama automobilistico italiano, in programma dall'8 al 10 maggio prossimo. Le novità da parte dei colleghi di Palermo. Per quanto riguarda la parte prettamente sportiva, c'è una novità che è quella di questa prova nuova che abbiamo voluto fortemente, che è la Campofelice Collesano. È una prova molto molto bella, molto tecnica, veloce. Poi ci sono le due prove classiche come l'anno scorso, che sono la targa, purtroppo accorciata ancora di qualche chilometro, e poi riproponiamo la Polizzi, partendo invece quest'anno da Scillato, ed è comunque una prova ormai ben consolidata. La novità è proprio quella che quest'anno il parco assistenza e la partenza e l'arrivo del rally sarà presso l'università, presso la cittadella universitaria di Viale delle Scienze, nell'ambito di un accordo che proprio oggi qui a Palazzo Osseri sarà istituzionalizzato, di collaborazione tra ACI e università, che facciamo già da diversi anni e che però è stato un po' slegato tra le iniziative. Quindi con questo accordo non soltanto il supporto logistico alla gara, ma anche una serie di attività importanti per gli studenti, quale sicurezza stradale, quali eventi culturali e ricerca sulla Targa Florio, che è un fatto storico molto importante per la Sicilia. Dopodiché si tornerà sulle Madonie, dove tutto è nato e si è sviluppato, una super classica che si farà sulle Madonie. La cosa diciamo simpatica, graziosa è la prova, la Generosa, che ha avuto molto successo già l'anno scorso ed sarà riproposta quest'anno, ma ci sarà la Campofelice Collesano, ci saranno alcune super classiche che riportano questa gara nel teatro dove effettivamente è nata e negli anni
d'oro si è sviluppata. È un avvenimento che non ha soltanto un valore sportivo, ma un importante valore culturale e di aggregazione per la nostra comunità. L'evento parte dal Museo dei Motori, che rappresenta uno dei musei storici della nostra comunità accademica, dove sono raccolte collezioni di motori di vario tipo, navali, terrestri, ferroviari, ma vedrà anche il coinvolgimento di ben 100 studenti, quindi evidentemente questa manifestazione ha per noi una connotazione tutta universitaria. In più c'è anche questo fortissimo legame col territorio. E vediamo ora un servizio sulla festa del Cristo Lungo a Castroreale, i colleghi di Messina. Pronti? A te! Sindaco, la settimana santa a Castroreale è molto sentita. Assolutamente sì. Ricordiamoci che il Cristo Lungo è una tradizionale festa pasquale, è ricordato naturalmente nel comprensorio come il 23 e il 25 agosto perché è quella la data in cui noi ricordiamo il miracolo appunto del Cristo Lungo, però è una festa pasquale e quindi la tradizione vuole che il mercoledì e il venerdì santo, e il venerdì santo in particolare accompagnato dalle varette, il Cristo celebra la sua passione. La processione del venerdì santo è molto più lunga nel suo complesso. Il mercoledì il Cristo esce dalla chiesa di Sant'Agata, arriva al Duomo e vi fa rientro. Il venerdì santo, dove appunto il Cristo è accompagnato dalle varette, dalla Maddalena, dall'Ecce Homo e dal Cristo morente, il percorso invece è quello tradizionale del venerdì santo, quindi esce dalla chiesa di Sant'Agata, arriva a Piazza Duomo, prosegue fino a Piazza della Candelora, percorre poi la Guglielmo di Siracusa, la salita San Salvatore e la Guglielmo di Siracusa per poi essere riposto di nuovo nella sua chiesetta, nella chiesa di Sant'Agata, dove riuscirà nuovamente il 23 agosto. Le varette invece percorrono, il personale continuerà adesso il percorso tradizionale che sarà data la benedizione in Piazza Duomo. Questo è il momento conclusivo della processione del Cristo, vediamo che sta per essere coricato nuovamente, quindi farà ingresso poi nella chiesa? Sì, proprio così. E da qui continueranno solo le varette tradizionali delle varie parrocchie, delle varie chiese che nel tempo popolavano Castroreale. L'arcivedutura oggi è la parrocchia Santa Maria Assunta e quindi naturalmente qualche varetta in meno nel corso degli anni si è registrata, ma ancora è viva la tradizione e la fede verso il principale momento cristiano che si celebra nella cattolicissima Castroreale. E questo è tutto per l'edizione di oggi del nostro TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.